8 pullman, indefinito il numero di chi si è mosso in macchina, almeno 500 tra militanti e simpatizzanti dalla Marca trevigiana a Pontida. Il carroccio chiama tutti alla mobilitazione per mostrare i muscoli a una settimana dal voto. I vertici veneti parlano di segnale forte. La Lega c'è, dice il commissario Alberto Stefani. Foto e autografi per il segretario federale Matteo Salvini al suo arrivo nel Grande Prato, tornato a riempirsi di gente e bandiere. Dal palco le priorità del partito. Lavoro, pensioni, tasse, bollette. Mettere 30 miliardi di euro adesso per permettere agli italiani di pagare la bolletta e lavorare non è un capriccio della Lega, è un sacrosanto dovere del governo in carica. E l'Europa, se c'è, batta un colpo. E poi l'impegno con gli italiani. Dall'anno prossimo 0 canone in bolletta della luce e la televisione pubblica fa servizio pubblico, come in altri paesi, campando di pubblicità, di profitti e di ascolti. Presidenti di regione e ministri firmano i punti programmatici del partito. Da Treviso presenti il commissario Gianangelo Bofi, il sindaco di Treviso Mario Conte, il presidente della provincia Stefano Marcon e l'elenco è ancora lungo. Un raduno anche questa volta politico e festoso insieme. Bellissima Pontida, ci voleva dopo 2 anni di Covid, dopo 2 anni che non ci trovavamo, una Pontida gremita, tanti militanti, ora siamo qua come sempre in autogrill, con soppressa, buon vino, a festeggiare la Lega.